Provincia di Treviso siamo a parlare di ecosostenibilità, in particolare l'uso consapevole della plastica nei vari settori. Siamo con il Presidente e vorremmo appunto la vostra opinione su questo argomento. In provincia di Treviso, oltre a parlare di sostenibilità, la sosteniamo nel vero senso della parola, consentitemi questo gioco di parole. Perché? Perché abbiamo messo a disposizione 50.000 euro per i comuni per favorire un uso consapevole della plastica. Questi 50.000 euro possono essere utilizzati per fare acquisti di materiale sostenibile piuttosto che per produrre dei vademecum per appunto un uso sostenibile per attivare delle attività quotidiane che consentono di ridurre appunto l'utilizzo della plastica. È un'iniziativa che vedrà comuni fino a 5.000 abitanti avere un contributo da 3.000 euro, comuni fino a 15.000 abitanti fino a un massimo di 5.000 e oltre i 15.000 con un contributo massimo di 7.000 euro. Siamo indirizzati su questa strada della sostenibilità da tempo, lo facciamo sia per le emissioni in atmosfera con i vari altri bandi che sono stati emanati nel tempo, e quindi noi pensiamo che la serie di piccoli dettagli poi possa consentire di fare la differenza quando si parla di sostenibilità. Ecco, parliamo di sostenibilità in un luogo come la provincia di Treviso che del suo parco e di tutto quello che è il suo contorno alla sede effettiva ha fatto un po' il suo simbolo. Come stanno reagendo invece i comuni a questo bando? I comuni partecipano, abbiamo visto esaurire le risorse messe a disposizione, per esempio per la riqualificazione di impianti di illuminazione di aree verdi, piuttosto che la nascita di alcune zone dove ci sia appunto una sostenibilità ambientale. Si coglie la volontà delle amministrazioni locali di andare verso indirizzi sostenibili perché danno anche una sorta di benessere intrinseco, perché camminare nel verde, stare nel verde fa star bene le persone anche sotto il punto di vista psicologico. E ridurre le plastiche sia nei nostri paesi ma anche nei mari a noi vicini sicuramente è un buon indirizzo per tutte le famiglie. Certo, è una strada che bisogna intraprendere e portare avanti, ma ribadisco che a mio modo di vedere, anche con il coinvolgimento delle scuole, e noi con gli istituti secondari di secondo grado abbiamo una collaborazione molto fattiva e molto proficua, stiamo sensibilizzando e facendo cultura specialmente sulle nuove generazioni, perché diventi quotidiano il sentir dire attenzione a come utilizzi la plastica, perché sai che è un bene per te oggi e lo sarà anche per il futuro, per il territorio, per tutti.